Ciao, questo è un video pensato per il fatto che le uscite beauty sono molte in questo periodo. Io ho preso un po' anzi quasi, direi anche quasi molte, però se dovessi parlarvi di ogni prodotto a parte con i video che faccio di solito al martedì, a Natale arriva Natale che ancora ve ne sto parlando. Per cui ho pensato di fare questo video in cui raccolgo un po' le ultime novità che ho preso. Vi dico più o meno le opinioni che per ora me ne sono fatta, visto che questi prodotti li ho utilizzati non completamente, specialmente le palette, non ho usato tutti gli ombretti, però qualche ombretto l'ho utilizzato e vi posso dire un più e meno la mia opinione. Partiamo con l'uscita meno recente, tra virgolette, la Naked Honey. Allora, mi sembra che sia uscita a settembre, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi. Comunque, queste sono le colorazioni della Naked Honey. Questa palette l'ho usata e vi devo dire che mi piace molto, specialmente da un trucco da tutti i giorni, ma anche se si vuole inscurire c'è questo colore che non è niente male, per cui la vorrei considerare una bella uscita da parte di Urban Decay. Gli ombretti sono cremosi, si sfumano bene, per cui io la trovo veramente fatta bene e se vi piacciono le colorazioni anche questo è un bel acquisto da fare. Questo quasi tutti i prodotti li trovate da Sephora più o meno. Comunque questa la Urban Decay la trovate come marchio da Sephora. Poi continuiamo con altri marchi. Aspettate che devo farmi posto qui sotto dove mettere i prodotti di cui vi ho già parlato. Poi passando a un'altra palette che non è una novità, vi sto parlando dell'Iconica. L'Iconica ha fatto un restock nei negozi OVS a un prezzo decisamente più basso rispetto a quando era uscita. Io l'ho pagata 24 euro, ma ho visto in giro dei video in cui dicevano che l'hanno pagata anche 20. E queste sono le colorazioni. C'è anche il suo pennello, un grande specchio. Come colorazioni sono molto belle e a me piacciono moltissimo. L'unico tra virgolette difettuccio all'inizio, appena che ho iniziato ad utilizzarla, è stato che ho trovato gli ombretti alquanto gessosi rispetto ad altri marchi che fanno gli ombretti più cremosi. Però vi devo dire che nel tempo, continuando ad utilizzarla, arriva anche a diventare sopportabile questo effetto di un po' gesso. Diciamo che ci sono degli ombretti che sono più gessosi e degli ombretti meno gessosi, per cui sto trovando anche dei pregi in questa palette. Comunque gli ombretti sono molto pressati e sono sfumabili anche in questa palette, hanno pigmentazione e hanno anche qui c'è un bel pennello e vi devo dire che anche questo restock dell'Iconica non è niente male. Ce l'ho fatta a far cadere qualcosa. Va bene così, andiamo avanti. Allora, poi un'altra palette, andiamo sulle ultime novità di questo periodo. Una palette di cui l'ho presa ma non ne sono molto soddisfatta è la Mercury Retrograde di Huda Beauty. La trovate in questa confezione trasparente. Il pack è bellissimo perché veramente il pack esterno è stupendo, ha questo effetto un po' trasparente, diciamo, quasi di scrigno trasparente. Queste sono le colorazioni, qui c'è un grande specchio. Questa l'ho utilizzata, non ho utilizzato tutti i colori perché per dirvi questo e questo non l'ho ancora utilizzato, neanche questi sotto, questo non l'ho ancora utilizzato, questo nemmeno, però vi devo dire che di quelli che ho utilizzato trovo anche questa una palette un po' gessosa rispetto a altre palette che fanno gli ombretti più cremosi.
gli ombretti sì, si sfumano bene, ma per un mio gusto personale non è che mi soddisfi molti. Poi c'è questo colore qui, l'acqua marina qui, color Tiffany, che io l'ho utilizzato, vi devo dire che su di me veramente non mi piace. L'ho utilizzato come piega qui nell'occhio e ho dovuto ripassarci sopra con degli altri colori perché veramente su di me non mi piace. E ho visto dei video in cui dicono che fa macchia, che non c'è scrivenza e sfumabilità. Io questo discorso non l'ho trovato, perché anche questi due scuri io di solito li metto qui nella parte finale e dove voglio più colore, come che faccio con quasi tutti gli ombretti, è un mio modo di utilizzare i pennelli anche. Con un pennello piatto prendo il colore e lo presso e vedo che non mi fa macchia. Poi di per sé sfumo i bordi, questo sì, ma di per sé non ho visto questo discorso che fanno proprio macchia. C'è proprio una... Mettendoseli addosso, queste colorazioni sinceramente su di me diventano diciamo che su di me ho delle palette che amo di più rispetto a questa. E anche questa la trovate da Sephora. Me ne sto dimenticando dove trovate le palette. E mentre questa qui, l'iconica, da OVS, e la NYX faccio un po' di ripetizione, e la NYX sempre da Sephora. Allora andiamo avanti con altre due palette che penso che sarete curiosi di vedere la differenza tra questa Gingerbread di Too Faced, sempre presa da Sephora, e quella vecchia dell'anno scorso. Questa è quella nuova. Io non volevo prenderla perché ad occhio, vedendo le foto, mi sembrava molto simile alla precedente, a quella dell'anno scorso. Poi ho ricevuto uno sconto che mi ha portato all'acquisto, perché il periodo di Halloween, il 31 ottobre, avevano fatto in negozio una promozione che prendendo due articoli beauty, il secondo, meno caro, lo si pagava, si aveva uno sconto del 15%, mi sembra, se non ricordo male. Io so che questa palette l'ho pagata 35 euro rispetto ai 50 che c'è scritto come listino, per cui con questa super offerta l'ho presa. Allora, questa è quella nuova, c'ha sia l'omino pan di zenzero che la donnina pan di zenzero. Come nome si chiama lo stesso nome, Gingerbread Spice, solamente che c'è scritto extra, più o meno sono le stesse parole. Poi aprendo la palette, sullo specchio si trovano sia l'omino che la femminuccia e queste sono le colorazioni di quella nuova. Io questa l'ho provata giusto per fare due trucchi, per cui non l'ho... Con due trucchi immaginate che ho utilizzato quei 3-4 colori per volta e mi è piaciuta. Vi devo dire che se dovessi dare la mia opinione tra questa e la palette Mercury Retrogradi di Huda, vi dico che questa per me ha un punto in più, mi piace di più, ha gli ombretti più cremosi, si sfumano benissimo, ha una bella pigmentazione, per cui vi devo dire che di questa sono molto più soddisfatta. Io qui c'ho anche quella dell'anno scorso, questa qui che infatti vedete c'è solo l'omino. Io adesso ve la apro e vi faccio vedere che sono simili ma non sono uguali. Spero adesso di non fare cadere tutto. Allora, praticamente quella sopra è quella dell'anno scorso, quella sotto è quella di quest'anno. Vedete, le colorazioni sono sempre in quel tema. Come ho visto un altro video, l'hanno definita una palette che ha che come differenza ci sono un tono in più, un tono in meno sulle colorazioni, ma di base per una persona che vede queste due palette dice sì, ma sono quasi simili, e ve ne do ragione che sembrano quasi simili, però poi utilizzandola vi devo dire che qualche differenza ci trovo, perché in quella sopra, come vedete, c'è questo colore chiaro qui di questa fila che su quelle sotto non ci sono. Poi il fucsia sempre di questa riga che è
partendo da qui al terzo colore sotto non c'è, e c'è il blu che c'è qui sotto, per cui qualche differenza c'è. Io non ci credo, non volevo prenderla nemmeno io perché mi sembrava simile, però adesso che ce l'ho noto quella micro differenze che le rendono simili ma non uguali, e comunque come texture di ombretti la trovo un'ottima texture di ombretti, per cui le trovo fatte bene. Anche questo marchio si trova da Sephora. Poi passiamo ad un'altra uscita di Kat Von D, che ha fatto la palette Lolita per Vida. Allora, questa palette io l'ho utilizzata non molto per il momento, perché avendone quasi quelle che vi sto mostrando sono tutte palette che ho aperto, per cui gli occhi sono due, il giorno è uno, e contate che truccandosi una volta al giorno non sempre, cioè non riesco a fare il giro di utilizzare tutto una per una. E comunque queste sono le colorazioni di questa palette, molto bella. Su di me vi devo dire che questi colori tipo questo, sono colorazioni che io metto qui nella piega, ma su di me spariscono. Per il mio colore di incarnato non si vede quasi niente, sembra proprio di non aver messo niente. Poi un colore che è bello ma che dà qualche problema sul struccaggio è questo colore qui al centro, super bello, super brillante, però quando lo si deve struccare, io ci sono stata 2 giorni che ogni tanto muovendo il viso mi vedevo ancora brillantini. Cioè quel giorno avevo fatto un trucco con questo colore messo qui nella parte interna fino a metà occhio, e vi devo dire che sono andata avanti 2 giorni a vedermi i brillantini. Un altro giorno invece ho fatto un trucco mettendo sempre questo, però picchiettandolo solo al centro, e questa volta è andata meglio per quanto riguarda il discorso del struccaggio. Ma comunque anche queste tonalità nude così non sono niente male, anche questa palette è sfumabile, scrive bene, per cui niente da dirsi in fatto di qualità di ombretti. Anche questo marchio si trova da Sephora ed è scontabile al 20% se avete lo sconto. Poi 2 palette che devo ancora iniziare ad aprire, cioè le ho prese, sono lì ferme, le devo ancora aprire, è la Metropolis di Natasha Denona. Questa l'ho voluto prendere perché l'hanno definita una palette che è una raccolta dei migliori colori per i 5 anni di uscita del marchio, qualcosa del genere. Allora queste sono le colorazioni di questa Metropolis. Io vi posso parlare in riferimento alle palette che già ho. Di solito quelle che già ho scrivono bene, hanno una bella pigmentazione, si sfumano bene, come gli ombretti sono cremosi. Per cui diciamo che anche questa palette spero che sia fatta bene. Comunque queste sono le colorazioni di questa Metropolis e la trovate anche questa da Sephora. L'ultima palette che vi faccio vedere, e che anche questa è in tonza, non l'ho praticamente ancora, sto tentando di riaprirla, che non l'ho ancora utilizzata, è la Norvina volume 3. In questo momento sul sito di Sephora c'è il volume 2, il volume 3 deve ancora arrivare. Spero che arrivi verso primavera, visto che il volume 2 è arrivato, spero che anche questa qui, volume 3, arrivi. Visto anche com'è il pack con queste farfalline, diciamo che fa molta primavera, e anche le colorazioni secondo me sono un tripudio alla primavera-estate. Io l'ho presa dal sito ufficiale, io l'ho presa dal sito inglese, in 3-4 giorni mi è arrivata e a posto. Però queste sono le colorazioni. Parlandovi della Norvina volume 1, a me è piaciuta sia come texture che come sfumabilità, per cui spero che anche questa sia uguale. Per cui queste sono le colorazioni della volume 3.
che mi ispirava di più della volume 2, però sì, insomma, non so se col tempo prenderò anche la volume 2, ma per il momento ho preso, oh, aiuto, qui sta cadendo il foglio, ho preso questa volume 3. Poi passiamo a delle novità labbra. Allora, da Sephora trovate questo kit di rossetti che sono di Kat Von D. Sono di Kat Von D, questi mini rossetti, sono 3,36, sono piccolissimi perché vedete anche rispetto al mio dito quanto sono piccoli, però sono carinissimi. Io li ho utilizzati, sono rossetti liquidi, ne ho provati due, ho provato questi due nude e devo dire che sulle labbra sono molto confortevoli. Questo qui mi ricordo anche il prezzo, mi sembra che costi sui 15 euro come kit. Tenete conto che è anche scontabile, per cui non è niente male come idea regalo, oppure prenderselo per sé se si vuole utilizzare dei rossetti liquidi di Kat Von D. Poi un'altra novità, sempre di rossetti, sono questi rossetti di Huda Beauty. Rispetto alle palette, i rossetti vi devo dire che mi stanno veramente piacendo. Questi sono i rossetti liquidi, i rossetti in stick. Io qui ne ho uno ed è questo qui, che è quello che ho addosso anche in questo momento, che si chiama Payday, e vi devo dire che sono super confortevoli, sono opachi, resistono, non seccano le labbra, io mi trovo benissimo. Ultimamente la domenica, quando devo uscire, che di solito la domenica mangio fuori, ne ho un altro più nude ed è quello che utilizzo quasi direi sempre le domeniche, perché mangio tranquillamente, anche se va via o se me ne rimane un po', non dà fastidio. Basta che faccia questo movimento e mi vedo a posto, non c'è la necessità che lo ritocchi proprio per necessità, lo ritocco se ne ho voglia, ma non proprio per la necessità che dia fastidio com'è il risultato. Allora, restando in tema di questi rossetti, ho preso i due kit natalizi. Sono due colorazioni che non trovate in gamma e ho deciso di prenderle. E un'altra cosa che mi piace di questi rossetti di Huda Beauty, ho avuto la possibilità di vederli in negozio, sistemati nel loro stand, e hanno tutti quella particolarità che sono verso i nude, più chiari, più scuri, però di base il colore che vedete in tutti è il colore nude. Allora vi faccio vedere questi due kit come sono fatti. Allora, sono fatti così, praticamente il colore del rossetto rispecchia il colore della confezione, per cui vedete che ce n'è uno più scuro e uno più chiaro. Comunque questi sono anche i colori dei rossetti che ci trovate all'interno. E questi, così è come è fatto il kit. Avete una matita labbra e il rossetto in stick, che io ho deciso di prendere visto che li ho trovati, perché veramente mi stanno piacendo. Le tonalità, vedete la differenza tra l'una e l'altra. E ok, anche questo è un bel kit di Natale. Un altro kit di Natale che ho preso, avevo finito il mascara Monsieur Big, l'avevo finito, avevo una mini taglia, per cui ho deciso, se questi qui non me li ricordo, sempre da Sephora trovate queste confezioni. Allora poi ho trovato questo kit. Allora, come stavo dicendo, che avevo finito il mascara, sono andata per prendere il mascara e ho trovato questo kit. Praticamente al prezzo del mascara in full size, in aggiunta per questo periodo natalizio, c'è questo kit dove ti danno una matita e uno struccante bifasico in mini taglia, perché ho deciso di prendere il kit. Io come mascara, questo qui mi sono trovata benissimo, spero che anche la full size sia uguale della mini size, e l'ho preso anche questo. Poi un'altra novità, che non so se ci sia ancora questo kit. Questo kit è di Kat Von D e servirebbe per fare le labbra ombre. Dentro ci sono due rossetti
due rossettini così, e che sono in mini taglie fatti così, e dovrebbero servire per fare l'ombre a chi piace l'ombre, se no si mette un rossetto per volta. E sono queste due colorazioni. Adesso non so se la videocamera si decide a farvele vedere. Comunque dentro ci sono queste due colorazioni che non sono niente male. Questi rossetti in stick di Kat Von D, ne avevo preso degli altri appena uscito il marchio e mi sono trovata bene. Vi devo dire che non sono niente male come marchio. Ora come ora sono stati superati da questi della Huda per un mio gusto personale, però vi devo dire che al suo tempo non sono stati niente male neanche questi. Poi vi faccio vedere le ultime due cosine che avevo preso, che non so se c'entrano con Natale, anzi vi volevo far vedere anche i nuovi due fondotinta. Allora, poi ho preso questi due smalti. Allora, uno è di Dior, questo qui è un grigio che fa parte di una collezione limitata, che non so neanche se lo trovate ancora, comunque è il numero 807, e questo qui è un Diego Dalla Palma che è un numero 355. Allora, messi a confronto sulle mie unghie, questo di Dior ci dà un punto in più perché mi sembra che resisti un po' di più. Questo di Diego Dalla Palma è un prodotto nuovo per me. Io di Diego Dalla Palma non ho mai preso niente. Avevo sentito parlare bene di questi smalti, ho detto bene, provo uno, però sinceramente come prima impressione è un ni. Questo lo so, costa di più, però se li dovessi mettere a confronto come prima impressione vedo un punto in più verso quello di Dior. Poi da Bottega Verde sono arrivati questi rossettini liquidi. Beh, a parte che adesso a Bottega Verde ci sarà un tripudio di confezioni natalizie, come ogni anno. Io ci devo ancora andare a dare un'occhiata, però immagino che sia così. E comunque ancora prima, sarà un mesetto abbondante che l'ho preso, lo devo ancora utilizzare. Ho preso questo rossetto liquido che non so neanche come sia, vedete che è in tonzo, non l'ho praticamente mai aperto, ha il suo pennellino fatto così, e come swatch non mi è dispiaciuto come si presentava, per cui ho deciso di provarlo. È un rossetto liquido effetto lacca rimpolpante, e la colorazione che ho preso io è la numero 8 Marsala. E anche questo qui, beh, vedete sotto c'è la particolarità che è fatta tipo un rossetto in stick, adesso non so se si noti, e anche questo qui mi è piaciuta come idea. Poi un'altra novità, sempre da Bottega Verde, è questo scrub per il viso al zucchero. Praticamente ci sono di solito quegli scrub per le labbra fatti di zucchero. Bottega Verde si è inventata lo scrub di zucchero anche per il viso. Ce ne sono di due tipi, uno per le pelli più grasse e uno per le pelli più secche. Io ho preso quello per le pelli più secche ed è questo qui, che ha questo colore cioccolatoso, e lo devo ancora utilizzare. E però l'idea di esfoliarmi con il zucchero come faccio per le labbra mi ha ispirato l'idea di provare questo prodotto. Poi le ultime due cose, e poi basta, che volevo farvi vedere sono le novità in fatto di base viso. Allora, io ho preso sia il fondotinta di Make Up Forever, il Reboot, sia il nuovo fondotinta Stay Naked di Urban Decay. Cosa penso di questi due fondotinta? Allora, li trovo buoni fondotinta, sono un po' cioè io ho la pelle mista e riesco ad utilizzarli, però mi dà l'impressione, specialmente questo, che sia più adatto per pelli miste, grasse, diciamo, perché è quello che ho addosso anche adesso, ha un po' l'effetto mattificante che non lo so se una pelle veramente secca se riuscirebbe ad utilizzarlo. Però di per sé su di me mi piace, io mi metto una bella crema idratante sotto, sopra ci metto questo e mi piace.
Questo il reboot di Make Up For Ever, anche questo lo trovo un bel fondotinta, però rispetto al classico Ultra HD lo trovo meno luminoso. L'Ultra HD lo trovo più coprente e più luminoso, questo è tutto più leggero. E poi il nuovo correttore di Benefit, che anche questo è quello che ho su adesso. Questo correttore di Benefit è fatto così e vi devo dire che non è niente male. Io lo sto provando e non mi sto trovando male, principalmente per il fatto che non è un correttore che segni molto il viso, per cui avendo rughettine riesco a stenderlo e non mi dà quel problema di avere la pelle che segnata di più per colpa del correttore. Sto perdendo la voce pure a chiacchierare. Ok, io adesso vi ho fatto vedere quello che volevo farvi vedere. Sto pensando se avevo qualcosa... scusate la voce, ma mi sono ingolfata e sto pensando se avevo qualche altra cosa da dirvi, ma non mi sembra, per cui questo video più o meno in generale per il momento che vi ho fatto finisce qui. Poi il prossimo video penso proprio di iniziare dalla palette retrograde di Mercury retrograde di Huda Beauty, giusto per togliermela di torno, così vi faccio vedere anche gli swatch, ma questo sarà il prossimo video del martedì. Ok, io adesso per il momento vi saluto e ci vediamo la prossima volta, ciao!